Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, voglio riscatto, ma prima c'è una cosa da dire. Sul menu iniziale ho come una barra nera in mezzo allo schermo, cioè non capisco, praticamente non riesco a vedere il filmato introduttivo, vedo metà la moto e metà sta barra nera, quindi ragazzi è un problema solo mio, devo aggiornare il gioco. Ragazzi, ho bisogno di un commento, mi raccomando, perché sono preoccupato. Buono, adesso ragazzi torniamo a 3 giri per gara, perché onestamente col livello massimo non ce la faccio con l'usura a gomme, quindi adesso facciamo 2 gare da 3 giri e mi concentro di più in qualifica e gara libera e prove libere, perché sennò ragazzi so cazzi amari. Buono, allora prossima tappa del mondiale, vabbè, qua vediamo un attimo le email. Risultato deludente. Feed sociale abbiamo già visto. Ah Dio mio, delusione incredibile alle Mans a Jerez. Calendarius. Adesso siamo alla gara di casa ragazzi, qua voglio fare un risultato grandioso. Comunque ragazzi il mio livello di difficoltà è massimo. Fisica semi pro, non ho aiuti. E niente ragazzi, 3 giri adesso, però devo concentrarmi tanto in qualifica perché è fondamentale. Vai raga. Ecco ragazzi, questa è la barra nera che non capisco. Ecco, così ho la possibilità anche di mostrarla a tutti. Voglio capire intanto ragazzi non riesco a installare la patch 1.1 che mi dice che mi dà problemi. Quindi ragazzi ho bisogno di un aiuto perché non posso stare in queste condizioni. Intanto questo video lo registriamo, però aspetto commentini ragazzi, che 2 maroni. Vai ragazzi, momento difficile, Gran Premio d'Italia. Fatalità, pioggia, sfiga incredibile, ma sento il vostro supporto ragazzi, ve voglio bene. Ma adesso obiettivo 10° posto, dai ragazzi. È veramente dura ragazzi, MotoGP è durissima, le moto sono ingovernabili. Io sono un gondolaro, lo sapete. Prima staccata pesante, attenzione, momento un po' un bagar comendiana, dai. Siamo ancora ultimi per il momento, ma possiamo recuperare, questa comunque è una gara favorevole rispetto alle Mans. Perché c'è la pioggia che rompe i maroni anche qua. Bravo Comendone, dai che c'è Lunghi, Tarallucci. Bravo Kume, Escargot e Will Smith. Bravo, c'è anche Apero Spritz e Barbara Berlusconi. Dai Kume, siamo partiti abbastanza bene. Partenza comendiana, c'è De Pugnetta adesso. Mamma mia che rischio, De Pugnetta e Bautista l'autista, siamo decimi. Siamo in obiettivo scuderia. Adesso c'è Patatone adesso. Dai che c'è Patatone. C'è la tensione infinita al Mugello. Tutti tifano per Valentino Rossi, ma sono anche curiosi di vedere in MotoGP questo Comendone veneziano che promette bene, ma i giornali sono stati molto cattivi con il Comendo in queste ultime 2 gare, perché si aspettavano prestazioni migliori, ma il Mugello col Comendone stupirà il mondo. Dai che c'è Patatone da superare. Ciao Pata. Bravo, come siamo usciti molto bene da questa curva. Che nel rettilineo purtroppo avevamo una moto non dalle prestazioni incredibili. Dai che Patatone lo possiamo superare, dai. Ho troppa fretta, però questo purtroppo è un difetto del Comendo, non ci posso fare niente ragazzi. Giro record per Lorenzo il Magnifico. Ma anche il 10° posto va bene in questa situazione. Occhio, andiamo pianino, bravo. Intanto Brad Pitt supera l'innominabile. Incidente per qualcuno, incidente per Bautista l'autista. Il Comendone impazzito ragazzi, ufficiale. Sono tesissimo, una tensione infinita. Vai Kume, vola verso la gloria. Iannone tiene bene la posizione per il momento. Mamma mia che sfida per il 9° posto. Dai Kume. Dai! C'è una tensione indescrivibile ai box della Power Electronics. Bravo, questo è un gran sorpasso, però mamma mia. 9° posto. C'è Nicolino Heidi.
Adesso c'è Nicolino Aidi. Ocio. Mamma mia, mamma mia. Non che avanto più. Ocio, Nicolino Aidi, dai. Ragazzi, scusate, ma è difficile commentare in questo momento perché non posso fallire ancora, ragazzi. Non posso fallire ancora. Sento il vostro supporto, ragazzi. Siete meravigliosi. Ho dei fans strepitosi. Cioè, siete voi il tutto di questa carriera, ragazzi. Veramente. Eccoli qua, i miei fans sugli spalti che urlano Comendone, Comendone, viva la figa. Vai, cazzo, viva la figa sempre e comunque. Giro record per Lorenzo. Il magnifico. Final lap comendiano, ragazzi. Iannone, non rompere la minchia. Dai, staccatona, ma andiamo tranquilli, attenzione Iannone, De Pugnetta. Attenzione! Non ci credo. Ho rischiato tutto e sono 11°. Sono una pippa obesa, no. No, non posso ancora perdere la posizione all'ultimo giro, te prego. C'è da superare Corti e Iannone, ti prego, Comendone. Ti prego, Cume. Ti prego, Comendone. Intanto i tifoni stanno urlando Cume, Cume, vaffanculo. No, i tifoni sono pro Cumenda e pro Valentino Rossi. Sono loro i due idoli del Mugello, anche se Comendone è appena arrivato, ma ha una guida pazzesca, una guida pazzoide. Ha una guida da drogato mentale. Dai. Che poi che cazzo vuol dire drogato mentale, non lo so, ma va bene lo stesso. Nono posto per il Comendone, ti prego, teniamola. Con questo livello di difficoltà e con questa moto va benissimo, le altre moto sono veramente insuperabili. Tanto, ragazzi, devo registrare altri 1000 video, quindi abbiamo tempo di vincere in MotoGP. No, 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 no. Mamma mia. Tarallucci supera Iannone. Questa è una curva molto delicata, un sali-scendi pericolosissimo. Niente, ragazzi, il Comendone è teso. E la gomma è finita, ragazzi, perché il sistema è proporzionale, chiaramente. Ma va bene lo stesso, siamo decimi. Anche il 10° posto va bene, ma non sotto il 10°. Ocio, Comendone, Ocio. Rischiala, rischiala. No, no, cazzo. No, Taralluce, vaffanculo. E vaffanculo. Dai, almeno 10° posto. Dai, Comendone, per il riscatto. Dai, per il riscatto. E decimi. E che cazzo. Miseria, 10° posto sudato. E si gode. E si gode. Grande piazzamento. E vaffanculo. E vaffanculo. 12° era l'obiettivo stavolta. Allora sono una pippa. Mi sono esaltato per niente. Vaffanbrodo. Grande risultato. Andiamo sempre contro Abramo Lincoln. A Twitter. Allora. Patatone, gara impegnativa oggi nel duello con Veneziano, dato al 110%. Claudio Lunghi, le gare combattute come quelle che abbiamo corso oggi io e Veneziano mi ricordano perché amo questo sport. Oh, Simon Le Bon, grandissimo Comenda, continua così, ti toglierei parecchie soddisfazioni in MotoGP. Andiamo a vedere la classifica, ragazzi. 9° posto sempre, va benissimo, ragazzi, per il momento va bene così. Vediamo i quotidiani. Il Mugello a Lorenzo. Veneziano 10°, sopravvante Spargarò. Anzi, Escargot e mangiami il pacco, Espa. Ragazzi, ci sono offerte, vedi offerte. Però sinceramente non mi sembra una grande moto. Vediamo Abramo Lincoln. Ah, non posso, cazzo. No, però resto nel team perché non mi convince. Da Catalogna, cioè da Mugello a Catalogna. Vedi, qua non c'è il problema della barra. Nei video sì, dobbiamo capire il perché, chiaramente. Ragazzi, mi raccomando, ho bisogno di un commentino per questo problema. Forse devo installare prima il DLC e dopo la patch 1.1, non lo so, però devo risolvere sta cosa, non posso prevedere un video così perché è vergognoso. Quindi raga, stacco e andiamo alle qualifiche. Speriamo di fare delle qualificazioni. Beh ragazzi, un buonissimo 15° posto in qualifica, ma adesso voglio la gara della vita. Dai Comendone. Vai Comendone. Vai Comendone. De Pugnete ed Escargot davanti. E anche sto stronzone qua che non so. Edwards. Il piccolo Edwards. Attenzione, incidentissimo per l'autista. Incidentissimo per l'autista. Mamma mia, il Comendone, che cazzo fai? 12°. Incidente anche per Edwards. Dai, il Comendone è partito bene.
Dai che pareggia bene il Comendone. Il Comendone c'è Patatone e Will Smith. Patatone e Will. Patatone e Will. Bravo Come. Bravo Come. C'è due vizioso, il vizioso. Siamo quinti ragazzi, gran calma, 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 dai Comendone, cazzo! C'è Lorenzo il Magnifico! Dai Comenda! Tiriamo fuori i coglioni, cazzo! Tiriamo fuori i maroni, porca mignotta, tiriamoli fuori sti maroni. Tiriamo fuori i maroni, cacchius. Il Comendone è scatenato, il Comendone impazzito, un Comendone indemoniato. Dai Comendone, dai! Dai! Che possiamo fare il primo podio stagionale. Possiamo, dai, crediamoci. No, no, magnifico di merda. Dai Comendone. No, no, sei un bastardo. Camomillo di merda, devi andare a fartelo mettere in culo da un leprotto in calore. Scusate ragazzi, ma ci sta. Scusate ragazzi la volgarità, ma ci sta. Vai Dovi. Cazzo, ero quarto. Maledetto ragazzi, mi scuso per le imprecazioni, ma sono veramente... Mi faccio un culo così e sto stronzo mi viene addosso. Cioè non lo so, non lo so. Dai Vizioso, vai fuori dalle balle Vizioso. Bravo Comendone, il Comendone c'è oggi. Il Comendone c'è oggi. Il Comendone c'è oggi, non rompetemi le balle, credo il Comendone c'è. Quotidiani, la Gazzetta dello Sport si è incazzata col Comendone. Deve stare zitta la Gazzetta dello Sport. Non riesco neanche a parlare ragazzi, cioè veramente, sono preso veramente malissimo, Dai Cume, qui c'è Camomillo, quel maledetto Camomillo. Stai calmo Comendone, stai calmo. Stai calmo Comendone, gran calma comendiana. Dai che i vaneggi comendiani sono dietro l'angolo. Dai cavolo, dai cavolo. Che domaroni. Camomillo, maledetto Camomillo, maledetto Camomillo, 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 dai. Dai Comendone, tira fuori le palle. Tira fuori il cuore, la grinta. Un po' l'esterno, un po' l'esterno. Un po' l'esterno. I parcampi sono da altro che... Niente da fare. Sono ancora troppo nervoso, sono ancora inesperto per la MotoGP. Voglio fare troppo e rischio di non prendere niente. Chi troppo vuole non la stringe Comendone, ricordatelo. Mamma mia che per di saggezza comendiane. Giro record di Marchetto Marquez e final lap comendiano. Vai di final lap comendiano. Concentration please, concentration. La gomma è messa benino, dai. Sta attento Comendone, stai attento. Comunque ragazzi, oggi mi arriva il game capture e comincio le prove con Call of Duty Black Ops 2 e poi vari GTA. Ho visto il video di GTA ragazzi, è una cosa incredibile, ma sono un po' preoccupato perché la Play 3 secondo me non può reggere quella grafica. C'è Bagard davanti ragazzi, c'è Bagard davanti. Dai, andate fuori tutti e due che mi prendo il podio. Sarebbe bellissimo, sarebbe una goduria incredibile, ma va bene che è quinto a posto, dai ragazzi. Chi troppo vuole non la stringe, lo sappiamo. Dai Cume. Dai Cume. Dai che arriva al quinto posto. Dai che arriva al quinto posto. Dai che lui è stato incredibile per il Comendone al quinto posto. Dai vecchio mio. Dai vecchio mio. E il Comenda c'è. E il Comenda c'è. Quinto posto. E silenzio. E silenzio. Il Comenda c'è. Grande Comendone. Siamo sempre al nono posto probabilmente, ma siamo a 37 punti. Va benissimo, cavolo. Sono super soddisfatto. Allora, email, team manager. Abbiamo l'obiettivo al 12° posto, di piazzamento. Perfetto, la nostra zoccoletta personale. Grande risultato. Molto bene. Qua vediamo interessamento. Chiaramente le moto, quelle fighe, ancora niente. Stella. Twitterone. Allora, Conflex, grande quinto posto. A Montmelò, quando si dice veri numeri, malizioso e vizioso, anche se oggi è andata male, mi sono proprio divertito.
Camomillo bastardo, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così. Sì, butti fuori la gente, stronzo, vabbè. Fans 665.000, buono raga. Le prossime 2 tappe, ragazzi. Assen gara abbastanza favorevole e il Sachsenring gara molto favorevole, ragazzi, sono le nostre gare queste. Poi c'è Laguna Seca che è un debutto e Indianapolis che è la nostra gara. Vai raga, ragazzi, ho bisogno di un commentino per quel problema della barra, perché sennò non posso, cioè non posso più andare avanti, perché sapete sono un po' pignolo, ragazzi, su ste cose, e quindi voglio che tutto sia perfetto. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Ciao! PS, quinto posto, madonna quanto si gode! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.